Dobbiamo guardare il futuro assolutamente pensando che ci sarà un nuovo rinascimento, imprenditori strepitosi, operatori strepitosi. La Costa Veneta rappresenta 32 milioni di presenze turistiche. Siamo la prima regione turistica d'Italia e la prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, per cui il presidente di questa regione non può che essere qui oggi. Ma sì, i nostri imprenditori vivono, diciamo, nell'ottimismo e direi che lo hanno dimostrato anche nell'estate 2021 con la ripresa che c'è stata. Se ci sono i presupposti della pace, soprattutto della pace, che finisca questa congiuntura, direi che si ripartirà alla grande e sarà una stagione memorabile. Ma guardate, c'è voglia di Veneto, c'è voglia di tornare, pensate solo che il 66,6% dei nostri turisti sono stranieri e quindi tutti stanno lì facendo il conto alla rovescia per capire quando tornare in Veneto. Direi che veramente ne abbiamo avuto un assaggio nell'estate 2021 quando abbiamo fatto più fatturato dell'estate 2019 pre-Covid. Sì, io l'ho voluta con forza, l'ho definita la nostra Costa del Sol. Si parte dal Friuli Venezia Giulia attraverso il Super Veneto, la Super Costa Veneta per arrivare ovviamente alla grande Emilia Romagna, quindi la costa romagnola. Diciamo che questa sinergia la portiamo anche a livello internazionale. Ma con l'ottica di capire che noi dobbiamo difendere le posizioni di chi per anni ha creduto in aree demaniali che erano dismesse, che erano abbandonate, perché oggi è facile venire qui nella nostra Costa Veneta e dire guarda che belle spiagge. C'era palude, c'era malaria, non c'era di certo un'offerta turistica, quindi devono essere riconosciuti tutti i meriti di chi ha creduto e ha fatto investimenti, cioè dei nostri operatori. Beh, io penso assolutamente che noi dobbiamo andare in questa direzione, dobbiamo salvaguardarla fino in fondo, basti pensare che dei 72 milioni di presenze turistiche che Veneto fa, 32 milioni ce le abbiamo con accesso in sabbia, in spiaggia, e questo è fondamentale capire che se non abbiamo le spiagge non abbiamo metà del turismo del Veneto.